Ciao a tutti amici di Matto Scacco, benvenuti e continuiamo a seguire il Tata Steel, questo torneo dove ci sono 14 campioni che si sfidano in un girone all'italiana, quindi tutti sfideranno al giro tutti e ancora in cima alla classifica c'è il buon Abdusattorov con 5 punti e mezzo. Ricordiamoci che è stato campione del mondo Rapid nel 2021, quindi sicuramente un fortissimo giocatore che sta dimostrando veramente qualità importantissime. Ha fatto 4 vittorie, 3 patte, che a questi livelli è una cosa importantissima. Un po' più scarico il nostro Carlsen, che si trova un po' più indietro nella classifica, attualmente settimo posto, con 2 vittorie, 2 sconfitte e 3 patte. Andiamo a vedere proprio la partita che ha fatto Carlsen, perché è molto interessante e penso che sia molto istruttiva, proprio anche da un punto di vista didattico, molto carina. Adesso andiamo a vedere 4 e 5, cavallo F3, cavallo F6 e qui arriva la difesa russa, variante classica, quella di catturare su E5, D6 e ora anziché ritirarsi in F3 che è quella più comune, cavallo D3 probabilmente per cercare di destabilizzare l'avversario, cavallo per E4, donna E2, inchiodando il cavallo, dietro c'è il re, donna E7, mossa obbligata, cavallo F4, ora questo cavallo si toglie dalla casella D sia per potersi rimanovrare, occupare il centro, sia per dare la possibilità di spingere il pedone D, C6 togliendo questa casa al cavallo, pedone F3, cavallo che torna indietro, D4, ora le due donne si guardano, si potranno scambiare in qualsiasi momento. È chiaro che se il bianco cambia le donne, sviluppa il nero gratuitamente l'alfiere. Se il nero cambia le donne, il bianco sviluppa gratuitamente l'alfiere, motivo per cui nessuno dei due prende questa decisione, per evitare di facilitare l'altro. Alfiere in F5, C4, H5, attacchi così smisurati, cavallo C3, cavallo A6, re in F2. Questa è stata la mossa devastante di questa partita e, se vogliamo, la novità. Qui il motore consiglia mosse come alfiere D2, pedone A3 per inibire le entrate di cavallo o semplicemente il cambio di donne, ma principi di scacchi, mettere il re a sicuro, arroccare, Carlsen se ne frega e muove il re in F2. Questa è proprio una mossa tipica di Carlsen, del tipo io sono in grado di vincere anche se vado contro i principi generali di scacchi. Ok, questo re in F2 in realtà è abbastanza al sicuro, però bisogna stare attenti agli attacchi su questa diagonale, bisogna stare attenti se la colonna F si aprirà, il re bianco potrà avere dei problemi. Il motore dice leggero vantaggio del nero appunto per questa posizione precaria del re bianco, cavallo in B4 e donna in D1. Ora i pezzi del nero vanno verso l'attacco, arrocco lungo proprio per riuscire anche a portare anche la torre in attacco e cavallo in D3. Si cambieranno dei pezzi? Ancora no. D5. La donna ora supporta questo cavallo. C5 per chiudere la comunicazione fra questi pezzi e quindi cavallo per D3, alfiere per D3 e attenzione, mossa geniale da parte di Richard Rapport che gioca cavallo in E4. Questa è la prima mossa anche suggerita dal motore. Questo cavallo si mette in pappa al pedone. L'idea qual è? È un sacrificio di pezzo, poiché se ora Carlsen decide di catturare questo pezzo si apre la colonna F, quindi il re è sotto tiro dei pezzi avversari. Cosa farà Carlsen? Accetterà oppure no? Ovviamente accetta la sfida. F per E4, D per E4, ora si attacca l'alfiere, alfiere 2. Ok, ora la sfida è stata accettata e ora ci sono solo due possibilità, ci sono solo due risultati in questa partita: o vince il nero o vince il bianco. Non ci sono più possibilità di patta, poiché la posizione si è troppo sbilanciata, il re del bianco è al centro e ora il nero deve essere molto preciso. Non so se vi è mai capitato, cari amici, di giocare online o in partite dal vivo, avere un attacco promettente, però poi non giocate le mosse proprio precise e la partita inizia a ritorcervi contro e da quando avevate l'attacco, avevate l'iniziativa, il vostro avversario inizia a riprendersi e alla fine è da lui scaccomato a voi. E questa è la situazione in cui si trova il nero. Se il nero non è preciso, Carlsen riesce a riprendersi, dato che ha 3 pezzi contro 2. Se il nero non è preciso, non è veloce nell'attacco, il bianco si riprende. Donna F6, attacco a raggi X su questo re.
alfiere in E3 per anche bloccare l'avanzata di questo pedone, alfiere per C5. Ovviamente questo pedone inchiodato non si può catturare, Rapport inizia a riprendersi un po' di materiale, torre F1 con l'idea di fare un arrocco manuale, io lo chiamo. Donna H4, una mossa che sembra buona, spontanea, la donna che si avvicina vicino al re, ma in realtà guardate la barra di sinistra, se la barra si riempie di bianco vuol dire che il vantaggio è del bianco. Guardate, dopo questa mossa la barra totalmente a favore del bianco. Che mossa bisognava fare qui? Il motore consiglia alfiere per D4, semplicemente ci si riprende il pedone e invece, dicevamo, la partita è andata con donna in H4. Re in G1, questa mossa facilita il bianco che già voleva portare il re in G1 per fare il famoso arrocco manuale. Alfiere D6, adesso il nero cerca di catturare con tutte le proprie forze e cerca di andare con tutti i propri pezzi all'attacco, ma adesso Carlsen è molto preciso. Ok, questo attacco fa paura, non c'è scacco matto perché il re comunque riuscirà magari con un po' di zigzag a scappare, e Rapport ha anche offerto gratuitamente l'alfiere in F5 e dato che noi, come dice il grande maestro Andrea Stella, crediamo nel materiale, un alfiere gratis è sempre un alfiere gratis. Donna in H2, re in F1, donna H1 scacco e ora alfiere G1. Attenzione che ci sono mosse da parte del nero come alfiere H2 che sono molto forti, ma Carlsen ha già pensato anche questo. Intanto Rapport gioca G6 per infastidire questa torre, ma un pedone è un pedone. Torre in H va in F8, ora si obbliga il cambio delle torri, ma prima arriva alfiere C4. Alfiere H2 prima, re F2 affinché la donna possa dare una mano, adesso cambio, scacco e ora inchiodatura sull'alfiere. Sembra che Carlsen sia in seria difficoltà, ma donna B3 tiene tutto. Tiene l'alfiere, libera la torre che dà una mano all'alfiere e il vantaggio di materiale al momento è di più 4 per il bianco. Alfiere per G1, quando si è in svantaggio di materiale non bisognerebbe cambiare i pezzi, ma il nero non ha troppe altre possibilità. Torre per G1, donna H4 scacco, re in E2, adesso questo re può migrare, no? La famosa migrazione del re, donna per G4, re in D2, donna F4 scacco, re in D1 e adesso Rapport recupera parte del materiale, ma dopo cavallo E2, attacco sulla donna e questo cavallo ha anche un ottimo ruolo difensivo per il re, donna F5, donna in H3, obbligando il cambio delle donne. Carlsen in vantaggio di materiale, ha tutta la voglia di semplificare e dopo torre F3, ulteriore semplificazione, torre G3, arriva anche il cambio delle torri e qui Rapport abbandona, poiché un pedone è un pedone, o meglio in questo caso un cavallo è un cavallo. Partita veramente istruttiva e mi ha fatto particolarmente piacere vedere che un giocatore come Richard Rapport da 2740 punti può sbagliare un attacco che sembrava promettente. Quel re, ritorniamo indietro, quel re di Carlsen che aveva messo così al centro della scacchiera era un invito a sacrificare pezzi e venire ad attaccare, ma forse un attacco non troppo preciso da parte del nero, forse qualità difensive eccezionali di Carlsen, l'attacco è sfumato e semplicemente Carlsen si è ritrovato con più materiale e il nero non ha dovuto fare altro che abbandonare. Bene amici, spero che anche oggi questa partita vi sia piaciuta. Se avete dei commenti lasciateli qui sotto, è sempre un piacere leggervi. Vi ricordo che se volete migliorare il vostro gioco all'interno della nostra accademia, academy.mattoscacco.com, trovate corsi fatti da maestri internazionali, gran maestri, maestri fidi su migliorare il proprio gioco con difesa siciliana, difesa est indiana, migliorare il mediogioco, migliorare i finali e tante altre cose. Bene, ci vediamo alla prossima, ciao!